Sono scesi in piazza per chiedere a gran voce più fondi nelle scuole e lo stop ai finanziamenti per armi e difesa. Gli studenti di Padova hanno così aderito alla giornata nazionale di mobilitazione studentesca, unendosi alle manifestazioni organizzate in tutto il Veneto e in tutta l'Italia. Sappiamo cosa significa essere studenti in questo paese, sappiamo cosa significa vivere in un sistema scolastico e universitario sottofinanziato da decenni e sappiamo soprattutto che nel momento in cui i dati di collettiva parlano circa di una spesa di 930 se non più miliardi in 10 anni in armamenti, quando la percentuale di PIL che viene data all'istruzione e all'università continua ad essere la stessa o ad abbassarsi o comunque a non rispondere alle esigenze di studenti universitari delle superiori, sappiamo che questo è sbagliato e che spetta alla nostra generazione e non solo provare a far luce su tutto questo. Partiti dal piazzale della stazione, gli studenti si sono uniti in corteo fino a Porta Portello. Al centro della mobilitazione, indetta dalla rete degli studenti medi del Veneto e dall'Unione degli Universitari, anche una serie di richieste al prossimo governatore del Veneto. Si sta parlando in queste settimane tantissimo di biglietto unico, ne sta parlando anche il candidato della Lega Stefani, quando noi sappiamo che sono circa 7-8 anni che chiediamo a quella stessa rappresentanza in Consiglio regionale che ha avuto la presidenza tramite Luca Zaia di investire ad esempio in biglietto unico e trasporti agevolati per gli studenti, per cui ecco, quella è una delle richieste principali, la residenzialità gestita dall'ESU, quindi investire anche da quel punto di vista in residenze pubbliche accessibili per studenti e studentesse, il fatto di riuscire a garantire alle famiglie di vivere il percorso universitario e scolastico non come qualcosa da potersi permettere, ma come qualcosa di garantito dallo Stato, dal Paese, dalla Regione.